pomeriggio verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Sofia. Oltre all'anatomopatologo al lavoro anche un entomologo e un radiologo. Analisi anche sui computer ritrovati nell'abitazione di Cornuda. Incendio in un appartamento al 7° piano di una palazzina di Mestre. Le fiamme avvolgono il letto. Ustionato un anziano. La causa del rogo forse un mozzicone di sigaretta. Tragedia ieri sera a Viadene di Montebelluna, un 63enne è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada, l'uomo è morto sul colpo. E grave incidente stamane nel Trevigiano a Possagno, scontro tra uno scooter e un'auto, grave un 48enne che si trovava in sella alla moto. Singolare lite in piazza Montegrotto tra un sostenitore del sindaco e un simpatizzante dell'ex vice sindaco, i toni si accendono e uno dei due finisce in ospedale. Da ieri sera e per tutta la notte sulle montagne bellunesi è scesa la neve, passi chiusi e decine di interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per auto bloccate lungo la Lemagna. Soddisfatti i commercianti padovani, il Natale porta con sé una ripresa economica consistente con un vero e proprio boom per il settore dell'abbigliamento. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati, questi dunque i nostri titoli, ma iniziamo dall'incendio che ha interessato un appartamento al 7° piano di una palazzina a Mestre. Il rogo ieri sera ha ustionato un anziano. L'incendio è divampato in un attimo, partendo dal letto dove un uomo di 70 anni si era appena coricato. L'anziano è rimasto ustionato ed è stato portato dagli uomini del SUAM 118 all'ospedale All'Angelo. A dare l'allarme la moglie, che ha visto le fiamme ed ha subito allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti 3 automezzi e 10 operatori. Il rogo è scoppiato in un appartamento al 7° piano di un condominio in Corso del Popolo. Inizialmente sembrava che la causa fosse un cortocircuito della termocoperta, ma il rogo potrebbe essere stato anche innescato da un mozzicone di sigaretta. Gli accertamenti comunque sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco. L'anziano ha riportato ustioni in varie parti del corpo. Il fuoco ha avvolto il letto e la camera. I pompieri hanno lavorato per oltre 2 ore per spegnere completamente l'incendio. Danni da fumo in tutto l'appartamento. Illesa fortunatamente la moglie, che ha chiamato i soccorsi. Sono stati attimi di paura anche fra i residenti, che hanno visto fuoriuscire il fumo dalle finestre ed hanno visto le squadre dei vigili del fuoco entrare nel condominio. Sul posto sono anche arrivate le forze dell'ordine. Per un momento si è temuto di dover evacuare l'intero condominio, dopodiché almeno da questo punto di vista la situazione si è ridimensionata. La zona di Corso del Popolo interessata dai soccorsi è stata interdetta al transito dei veicoli. In primo piano il giallo di Cornuda. Alle 14 inizierà l'autopsia sul corpo di Sofia, la 43enne ucraina uccisa gettata in un dirupo ai piedi del massiccio del Grappa. Intanto sono al vaglio degli investigatori computer e tom-tom sequestrati nella casa della coppia proprio a Cornuda. Molte domande troveranno risposta dopo l'autopsia che inizierà questo pomeriggio alle 14 all'ospedale di Treviso. Ad eseguirla sarà l'anatomopatologo Alberto Furlanetto, affiancato da altri 2 professionisti, un radiologo e un entomologo. Si cercherà di stabilire la dinamica dell'assassinio, come Sofia sia stata uccisa, se per un colpo alla testa o per un altro atto violento. Non solo, ma se il cadavere, come hanno finora pensato gli investigatori, sia stato portato lì dopo l'omicidio, ma soprattutto quando Sofia sia morta, se lo stesso giorno della sua scomparsa il 15 novembre oppure dopo. Queste insomma potrebbero essere davvero le ore decisive per chiarire i contorni di un vero e proprio giallo. Si attendono inoltre i risultati sugli accertamenti nei 5 computer trovati nella casa dove viveva la coppia a Cornuda. Nella villetta sono stati trovati diversi apparati elettronici, non solo 5 computer portatili, ma anche 8 hard disk esterni, 2 smartphone, una telecamera, una macchina fotografica, un tablet e 2 tom-tom sui quali potrebbero essere registrati gli ultimi spostamenti della donna prima di sparire nel nulla il 15 novembre scorso. E questa mattina alle 9 gli investigatori hanno iniziato la perizia sugli apparati elettronici sequestrati. Per il momento l'ipotesi più accreditata tra gli inquirenti rimane quella dell'omicidio-suicidio. Il compagno di una vita di Sofia, Daniel Pascal Albanese, si è suicidato 11 giorni dopo la scomparsa della donna, ritrovata, lo ricordiamo, la vigilia di Natale in una scarpata tra Romano Dezzelino e Cima Grappa. È una tragedia questa che ha colpito 2 famiglie. Il padre di Daniel Pascal Albanese, il compagno di Sofia, parla ai nostri microfoni e dice: il nostro pensiero va alla mamma di Sofia.
Poche parole, un dramma immenso, la perdita del figlio che si è tolto la vita a fine novembre e lo spettro che aleggia ormai da giorni, quello che potrebbe essere stato proprio lui ad uccidere la compagna Sofia. Il pensiero di papà Angelo va alla mamma della 43enne trovata morta la vigilia di Natale. Il problema nostro è della madre della figlia, che non so come l'ha preso, come va a finire, ma so che è tanto dolorante, che deve avere dei grossi problemi. Il dolore in questa storia sembra essere il comune denominatore, 2 famiglie distrutte, una verità che sta venendo a galla piano piano. Sinceramente noi non sappiamo niente, perché mio figlio non mi ha mai detto niente di niente. Negli occhi del papà di Daniel, quel dolore difficile da sopportare, tutti speravano che Sofia fosse ancora viva, invece ora tutto è cambiato, una tragedia nella tragedia ed una comunità che si interroga, nessuno ha visto, nessuno ha sentito, una coppia invisibile, una verità ancora da scoprire. Continuiamo con la cronaca con una notizia appena giunta in redazione. Intorno alle 12 tentata rapina all'ufficio postale di Fagarè. Un uomo sembra armato di pistola, ha fatto irruzione nell'ufficio postale. In quel momento erano presenti oltre ai dipendenti diversi clienti, c'è stato un fuggi generale, l'uomo probabilmente spaventato è scappato. Indagini sono in corso e naturalmente tutti i dettagli nell'edizione serale dei nostri telegiornali. 2 gravi incidenti ieri sera a Montebelluna, in entrambi i casi si è trattato di un investimento di pedone, uno è morto, l'altro è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Valentino. Travolto ucciso da un'auto mentre attraversava la strada a pochi metri da casa. È morto così ieri sera poco prima delle 20 Gianni Bordin, 63 anni, di Montebelluna. L'incidente si è verificato nella frazione di Biadene all'altezza dell'incrocio tra via Erizio e via Pizzolotto. L'incidente ha visto coinvolte 2 auto, una Fiat 500 ed una Punto che procedevano in senso opposto. Ancora in corso di accertamento la dinamica del tragico investimento. Pare che la prima auto, la 500, abbia sfiorato il pedone che invece è stato travolto dall'altra vettura e sbalzato a diversi metri di distanza. L'impatto è stato molto violento e purtroppo non ha lasciato scampo a Bordin, che è morto praticamente sul colpo. Al momento dell'incidente pioveva a dirotto a Biadene e la scarsa visibilità potrebbe essere una delle cause della tragedia, in un incrocio peraltro più volte al centro delle polemiche da parte dei residenti proprio per la sua pericolosità e scarsa illuminazione. E sempre ieri sera, poco prima, in viale Mazzini a Montebelluna, un altro pedone è stato investito da una vettura. L'uomo, 57 anni, del posto è stato ricoverato all'ospedale San Valentino in gravi condizioni. Gravissimo incidente stradale la notte scorsa a Montorio, nel Veronese. Un'auto con a bordo 4 giovani è uscita di strada, ancora per cause in corso d'accertamento, ha invaso la corsia opposta e si è scontrata contro un secondo mezzo. Al volante una donna. L'auto con a bordo i ragazzi si è ribaltata finendo nella scarpata che costeggia la strada. I 3 feriti sono stati estratti dai vigili del fuoco e trasportati in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto il SUEM è intervenuto con 4 ambulanze e 2 automediche. E un altro sinistro si è verificato questa mattina nel Trevigiano a Possagno, grave, un motociclista di 48 anni. Una moto che corre da Castelcucco verso Crespano, un'auto che procede nel senso opposto e svolta a sinistra verso una laterale. In un attimo l'impatto, violentissimo. Sull'asfalto, ferito gravemente, resta un 48enne di Castelcucco. L'incidente si è verificato alle 7:45 di stamane a Possagno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 di Crespano. A causa del maltempo, la forte pioggia e la foschia non è stato possibile l'intervento dell'elicottero, quindi il 48enne è stato trasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso con l'ambulanza. I medici si sono riservati la prognosi. Ci spostiamo nel Padovano, a Montegrotto per l'esattezza, dove in piazza c'è stata una singolare lite tra un sostenitore dell'attuale sindaco e un simpatizzante dell'ex vice sindaco. I toni si sono accesi e uno dei 2 è finito in ospedale.
La politica al centro di una lite furiosa scoppiata a Montegrotto Terme in piazza Primo Maggio durante lo spettacolo delle fontane danzanti. A venire alle mani sono stati Fabrizio Gasparinetti, un supporter dell'ex vice sindaco Massimiliano Zaramella e un simpatizzante dell'attuale primo cittadino Riccardo Mortandello. Proprio quest'ultimo, Ivano Baraldo, noto sui social per i suoi interventi di difesa a spada tratta nei confronti della giunta, ha avuto la peggio. L'uomo, durante la concitata discussione, infatti è finito in ospedale con una profonda ferita all'occhio destro. Il sindaco Mortandello gli ha espresso solidarietà e vicinanza. Ricorderete la vicenda della neonata trovata senza vita tra le immondizie in un centro di smistamento rifiuti a Musile di Piave nel Veneziano lo scorso 4 novembre. Ebbene, mentre le indagini continuano per identificare la madre della piccola, da alcune indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni sembra che nelle scuole toscane sia arrivata una mail indirizzata ai presidi ai quali si chiede di segnalare eventuali situazioni di gravidanza da parte delle loro studentesse. Episodi di furti all'interno dell'ospedale di Monselice nella zona riservata al personale in servizio. I sindacati chiedono maggiore vigilanza. Razzia negli spogliatoi dell'ospedale di Monselice durante la notte di Natale. I ladri hanno preso di mira i locali in cui si cambiano uomini e donne in servizio nella struttura. Amara la sorpresa per il personale, che ha trovato armadietti scassinati e vestiti gettati a terra ovunque, persino nei contenitori dell'immondizia. Scarso il bottino, dato che i lavoratori abitualmente tengono in tasca gli oggetti più preziosi. Spariti invece capi di abbigliamento, scarpe e oggetti di bigiotteria. Gli episodi non sarebbero ancora stati denunciati alle forze dell'ordine, mentre i sindacati chiedono di verificare le immagini dell'impianto di videosorveglianza e di adottare l'uso del badge anche per entrare nella zona degli spogliatoi, magari aggiungendo la presenza di addetti alla sicurezza per dare maggiore tranquillità, specie alle lavoratrici donne, che rappresentano l'80% di chi usa gli spogliatoi. L'ondata di maltempo che da ieri sta interessando la nostra regione, come annunciato è arrivata la neve sulle montagne bellunese, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Da ieri sera sulla montagna bellunese tra Cortina e il Cadore scende la neve. In meno di 24 ore le precipitazioni hanno raggiunto i 45 cm, portando a 55 cm dello stato complessivo di neve. 47 quelli sul falzarego, chiuso come gli altri passi dolomitici. Vigili del fuoco costretti agli straordinari, una cinquantina gli interventi effettuati nella notte. Molti di questi hanno riguardato la statale 51 Alemagna e l'area attorno a Cortina d'Ampezzo. Più di metà delle operazioni ha riguardato il recupero di autovetture, una trentina, in larga parte di turisti diretti nelle località impezzane per trascorrere il Capodanno in difficoltà a causa della neve. Molti gli interventi anche per la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale a causa del peso della coltre bianca. Voltiamo pagina, il comune di Padova ne è convinto, i finanziamenti per il tram arriveranno molto presto, 60 milioni per la linea 2 dalla stazione a Volta Barozzo. L'amministrazione di Padova non perde la fiducia sul finanziamento per la seconda linea del tram. Nonostante si avvicinino le elezioni e i fondi non siano contenuti nella legge finanziaria, il sindaco Giordani avrebbe avuto nelle scorse ore la conferma direttamente dal ministro dei trasporti Graziano Del Rio che 60 milioni di euro verranno destinati a Padova direttamente dal ministero entro poche settimane, addirittura prima di marzo. La linea in questione è quella tra la stazione e Volta Barozzo, mentre sul tipo di mezzo non ci sono ancora certezze. Il comune potrebbe scegliere lo stesso tram già in funzione sulla linea 1, ma anche quello a 2 rotaie, più economico, o addirittura quello elettrico, che sarebbe il migliore sul piano ambientale. Per il 2018 potrebbe essere pronto il progetto, per il 2021 chiusi i cantieri. Restiamo a Padova e continuiamo a parlare in qualche modo di viabilità, perché sono ora 13 gli autovelox posizionati lungo l'anello della tangenziale di Padova. L'ultimo in ordine di tempo, una sorta di regalo di Natale, è stato installato tra Cadoneghe e Padova Est. Segnalato è segnalato, anche se è apparso all'improvviso da un momento all'altro, senza essere preceduto da una campagna di informazione. Parliamo dell'autovelox lungo la strada regionale 308 del Santo, provenendo da Castelfranco in direzione Padova Est, posizionato dopo l'uscita per Cadoneghe e quella per l'anello delle tangenziali. Il primo cartello, che segnala un controllo elettronico della velocità, si trova a circa 1 chilometro, il secondo 500 metri prima dell'apparecchio. Sono invece i limiti di velocità a mettere in crisi gli automobilisti, nel senso che entrando nella statale del Santo
Santo a Bragni, che è lo svincolo precedente, si percorrono circa 4 km fino all'autovelox senza incontrare alcun cartello che indichi un limite. Di più, per chi entra nella statale 308, il limite di velocità non è indicato a ogni ingresso. Si può pensare che sia di 90 km all'ora, visto il tipo di strada, e che è lo stesso limite dell'altra carreggiata in direzione Castelfranco, ma il dubbio resta. L'invito all'amministrazione perciò è quello di provvedere a indicare in fretta il limite di quel tratto. Poco dopo l'autovelox invece ecco un cartello seminascosto dai rami di un albero, indica il limite di 70 km all'ora. Parliamo ora dello Ius Soli, perché se ormai si spengono le speranze di vedere approvata la legge, abbiamo sentito il parere degli italiani e degli extracomunitari nell'inchiesta condotta a Favaro Veneto, nel veneziano. Sono contrario allo Ius Soli, perché ci sono troppi stranieri in Italia, per cui adesso subito glielo diamo. Aspettiamo come all'estero, come succede in Europa, che glielo si dà dopo un po' di tempo che vivono in Italia, almeno dopo 10 anni, non subito immediatamente. Ius Soli, mentre una parte del PD con la vicepresidente Barbara Pollastrini torna a chiedere che la legge sulla cittadinanza venga approvata prima della fine della legislatura, nel veneziano in piazza, Favaro Veneto per l'esattezza, ci si chiede quale l'utilità di tanta fretta. Per l'amor di Dio, sono persone umane ed è giusto che l'Italia si faccia promotore di aiutare questa gente, però gli italiani hanno bisogno di una mano. Io penso che lo scioglimento delle Camere è inutile, perché tanto chi va al governo? La solita minestra, quindi non vedo spiragli di luce come fanno vedere loro. Quindi no al voto solo Ius Soli, non facciamo passare questa legge? No, non deve passare assolutamente, non voglio essere razzista, però bisogna accettare in Italia chi lo merita. Ho imparato a non fidarmi di nessuno. Quindi lei cosa dice? Che è soltanto un'altra propaganda per... Direi proprio di sì. Sì. Ognuno tira l'acqua al proprio mulino, purtroppo. E se nel centrodestra Lega e Forza Italia rivendicano lo stop, preme invece la sinistra appellandosi anche al Capo dello Stato, chiedendo di allungare la legislatura di altre 2 settimane affinché la legge possa essere approvata. Sono sincera, votavo la sinistra, adesso basta. Quindi parla da una delusa? Sì, molto delusa. Tutti questi cambiamenti sono molto delusa, difatti si vede che la sinistra non vanno d'accordo neanche tra di loro. Diciamo che io con la sinistra non è che sia tanto d'accordo, sinceramente, con tutti i fatti che sono stati della sinistra ultimamente non ho più la fiducia nella sinistra, sono sincera. E quindi penso che la cosa più opportuna sia da aspettare un po', probabilmente con le nuove votazioni che sarà a marzo. Così gli italiani, e poi c'è lei, la straniera che lavora in Italia da una vita e ha pure un figlio nato qui. Io ho carta soggiorno, sono regolare, non è quello, però non ho ancora la carta, sì, non ho ancora la cittadinanza, anche se il padre di mio figlio è italiano, però vabbè, quindi io ho anche un figlio qua, quindi penso che qualsiasi legge cambi, non penso che mi separano da mio figlio, perché è italiano mio ex, quindi però vediamo, quello che sarà sarà. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. C'è l'economia ad aprire questa seconda parte del nostro telegiornale, soddisfatti i commercianti padovani, il Natale infatti ha portato con sé una ripresa con un vero e proprio boom per il settore dell'abbigliamento. Primo bilancio positivo, una piccola ripresina rispetto agli anni passati e un po' di fiducia anche negli operatori. Natale positivo per i commercianti padovani che tracciano già un primo bilancio in attivo dello shopping festivo. Su tutti il settore dell'abbigliamento è quello che ha dato maggiori soddisfazioni, c'è anche un motivo legato al clima. C'è una buona ripresa sull'abbigliamento perché quest'anno la stagione ha rispettato i crismi, quindi il freddo al punto giusto. E però parte da numeri bassi. Negozi pieni in tutta la provincia, ma specialmente nel centro storico di Padova, che ha registrato un'affluenza record. Questo si estende a tutta la nostra provincia perché noi abbiamo monitorato tutta la provincia.
però sicuramente Padova come centro ha fatto un grande Natale, quindi una grande risposta anche di pubblico. In attesa della seconda parte delle feste e dei saldi, l'Ascom si batte per contrastare le aperture domenicali considerate eccessive, un obiettivo prioritario anche per il 2018. Stiamo portando avanti la battaglia delle aperture domenicali perché ribadiamo che sono inutili tutte quelle domeniche aperte, ne basta un terzo. Dal commercio all'artigianato, presentati i dati di un anno di Confartigianato di Asolo Montebelluna, saldo attivo per le nuove partite IVA, ma si aspettano i giovani e soprattutto gli artigiani bocciano i nostri parlamentari. Presidente, come è andato questo 2017 per gli artigiani di Asolo Montebelluna? Per gli artigiani e non solo è andato abbastanza bene, quindi vediamo che al nostro interno c'è una crescita delle aziende nostre socie. 30 aziende in più nel mandamento rispetto alla fine del 2016 e tra queste tante nuove attività, segno di un artigianato che sta cambiando. E questi sono dei dati presentati nel resoconto di fine d'anno di Confartigianato Asolo e Montebelluna. Non solo aziende artigiane in senso stretto, ma sta crescendo la voglia di fare impresa e molti trovano sbocco in altri mestieri. E tra i dati di quest'anno la conferma che anche la piccola azienda ha ottime prospettive sull'export. Noi intensificheremo anche quest'anno le attività formative per le nostre aziende, perché vediamo che ci sono tante nostre piccole eccellenze, sta operando nei mercati esteri con successo. Ma per competere all'estero servono collaboratori all'altezza, risorse che dovrebbero arrivare dalla scuola che chiede sempre più agli artigiani di coinvolgere soprattutto i più giovani. Abbiamo bisogno di futuri artigiani professionisti che un giorno, come oggi stiamo iniziando, si affacceranno al mondo estero. Artigiani che oltre all'estero puntano alle eccellenze di casa per farsi conoscere. Se dico Asolo, voi cosa rispondete? Noi abbiamo selezioni, un progetto in centro ad Asolo di valorizzazione dell'artigianato artistico e Asolo Fashion Lab, la promozione della formazione nell'ambito del fashion. Fine anno tempo di pagelle, per gli artigiani bocciata la burocrazia con una richiesta chiara alla Regione. Vediamo la rivisitazione dei capitolati di appalto in quanto le nostre imprese altrimenti non riescono a concorrere. E sempre in tema di pagelle, ecco il voto degli artigiani ai parlamentari trevigiani. La sufficienza sinceramente non mi sento di dargliela, anche perché, come tengo a ripetere ogni volta che c'è un'iniziativa, anche perché questo è un voto medio, quindi sicuramente c'è qualcuno che la sufficienza la supera abbondantemente, ma buona parte tira il voto verso il basso. Subito dopo di noi nuova puntata di Ore 13, si parlerà di pensioni, lavoro con gli esperti della CGIL. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona giornata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Residua instabilità sulle nostre regioni, qualche pioggia in giornata ma con tendenza al miglioramento. Nel dettaglio sul Veneto diffusa instabilità con piogge un po' su tutti i settori della nostra regione, anche forti nel corso della mattinata. Fenomeni comunque in cessazione entro sera-notte. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra 1 e 5 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Situazione quasi del tutto invariata perché anche qui il tempo sarà spiccatamente instabile un po' su tutti i settori della nostra regione con piogge diffuse, localmente anche di moderata intensità, generale miglioramento col passare delle ore. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra 3 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Molte nubi anche sulla nostra regione, il cielo risulterà essere coperto un po' ovunque, ma non sono attese precipitazioni degne di nota e la neve cadrà a copiosa sui confini alpini anche a bassa quota. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 8 gradi, dunque valori più o meno stazionari, valori minimi invece tra 0 e 1 grado. Il mare sarà mosso sulle coste e molto mosso al largo, i venti invece saranno moderati da nord. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci!